tutti voi buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. In questi giorni ci siamo trovati a fare i conti con una tragedia che davvero non può essere misurata, che ha fatto tremare tutti noi, ha fatto tremare le famiglie, ha fatto tremare chiunque sia genitore e abbia dei figli che vanno a scuola o dei figli che sono dei giovani lavoratori, ha fatto sicuramente scatenare una serie di polemiche e che ci pone di fronte a tutta una serie di interrogativi. È morto un ragazzo di 18 anni, Lorenzo, studente del centro di formazione professionale del Bearzi di Udine, un incidente sul lavoro accaduto in un'azienda proprio nell'ultimo giorno del suo tirocinio. Non entreremo nei meriti, nel merito di questa vicenda, sono naturalmente in corso delle indagini, cercheremo di affrontare questo tema sicuramente molto delicato, con l'obiettivo, speriamo di riuscirci, di non mancare di rispetto a nessuno, in particolare di non mancare di rispetto a chi in questo momento sta facendo i conti con un dolore che non credo si possa immaginare se non lo si vive in prima persona. C'è la famiglia sicuramente di questo ragazzo, ci sono i suoi compagni di classe che proprio lunedì sono ritornati sui banchi senza il loro compagno. C'è un dramma naturalmente della scuola, c'è un'azienda che deve fare i conti con questa situazione. Non entreremo nel merito di questa vicenda, come dicevamo, ma affronteremo un altro tema rispetto al quale si è tanto detto in questi giorni, con prese di posizioni molto distanti tra loro, che riguardano l'alternanza scuola-lavoro. Peraltro anche in questo senso è stata fatta un po' di confusione, perché nel caso specifico non si trattava di alternanza scuola-lavoro, trattandosi del Bearzi, di un centro di formazione professionale. Ma avremo modo poi anche di spiegare qual è la differenza. Il tema al centro di questa puntata di Elettroshock è proprio quel ponte che con difficoltà è stato costruito tra il mondo della scuola, il mondo della formazione e il mondo del lavoro, che qualcuno adesso mette completamente in discussione. È tutto sbagliato? È tutto da rifare oppure no? Di questo parleremo nel corso di questa puntata di Elettroshock. Vado allora subito a presentarvi gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio. Saluto Andrea Carletti, dirigente scolastico dell'Isis Malignani di Udine. Buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Un saluto anche a Massimo Gargiulo, che è segretario della FLC-CGIL di Udine, il sindacato proprio della categoria che riguarda il mondo della formazione, il mondo della scuola. Grazie anche a lei per essere qui. Grazie a voi per l'invito e un saluto ai telespettatori. Saluto Piero Petrucco, vicepresidente vicario di Confindustria Udine. Grazie anche a lei. Grazie per l'invito. Abbiamo voluto portare qui questa sera in studio quelli che insomma diciamo sono gli interlocutori principali in questa vicenda, proprio per fare una riflessione. Ci saranno anche dei contributi che andremo a sentire nel corso della puntata, ma partiamo dalla domanda che ponevo, parto da Carletti. Tutto sbagliato, tutto da rifare, tutto il lavoro insomma che c'è stato per far sì che mondo della scuola, mondo della formazione, mondo del lavoro fossero a più stretto contatto, è tutto da rivedere? Assolutamente non è tutto da rivedere, non è tutto da annullare, ma bisogna avere comprensione del momento che stiamo vivendo, c'è bisogno di fare nostra la situazione che si è creata, con rispetto per le persone che stanno soffrendo per questa morte non voluta, e per avere comunque il tempo di riflettere su quello che potrà essere il futuro di quello che per noi è un metodo didattico importante che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni nelle scuole tecniche e professionali della nazione, direi, oltre che
molto bene nella regione Friuli Venezia Giulia. Credo quindi che bisogna aprire un dibattito senza alzare troppo la voce, perché dobbiamo riuscire a interiorizzare quello che è successo. Bisogna aumentare la formazione degli adulti che si avvicinano ad accompagnare i ragazzi nelle esperienze di scuola-lavoro. Dobbiamo in qualche modo percorrere all'indietro un tratto di strada per individuare i termini di miglioramento di questo. E questo, allora, le considerazioni da dirigente scolastico di un istituto che vive proprio, no, di questa relazione anche con le imprese, con le aziende del territorio. Vado da Gargiulo. Ecco, da tanti anni lei è in questo settore, insomma, che conosce in tutte le sue sfaccettature, con diciamo un focus in particolare proprio sulla formazione professionale. Ecco, come prima domanda pongo a lei la stessa questione che ho posto a Carletti: è tutto da buttar via? In premessa confermo le parole del dirigente. È difficile affrontare in questo momento un dibattito con l'animo non appesantito da un profondo dolore che ci pervade su questa morte ingiusta. Allora, i percorsi vengono da lontano. Io ritengo, dal nostro punto di vista di organizzazione sindacale che si occupa dell'istruzione, della ricerca e della formazione, è un settore che ci impegna su 3 aspetti fondamentali. Come organizzazione sindacale evidentemente abbiamo un livello di approccio che riguarda il valore del lavoro, le regole del mercato del lavoro, un altro livello che è quello del diritto all'apprendimento degli studenti e delle studentesse, e non escludiamo neanche i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che in questo settore lavorano, perché siamo convinti che le 3 cose assumano pari rilevanza perché tutto funzioni. In altri termini, le regole del mercato del lavoro e le regole del contratto collettivo nazionale dei comparti coinvolti costituiscono una precondizione per il successo formativo dei soggetti in formazione nel mondo della produzione. Quindi noi abbiamo più che una sensazione, diremo anche la certezza, che non ci si è presi mai il momento per fermarsi e fare un bilancio dell'esperienza che insomma ci ha coinvolti da 20 anni a questa parte. È giunto il momento di farlo. Sollecitati purtroppo da una tragedia che peraltro ha avuto eco a livello nazionale sin da subito, quando appunto si è diffusa la notizia di quello che era successo alle porte di Udine. Petrucco. Ma sì, è evidente che prima di fare qualunque discorso va ribadita la difficoltà del momento in cui ci troviamo a fare questa discussione, perché c'è una tragedia immane per una famiglia che copre evidentemente molte delle considerazioni o tutte le considerazioni visto quello che è successo. Ma mettendo da parte questo, ma non per metterlo da parte, ma tenendocelo sempre ben presente, io credo che la reazione emotiva rispetto a uno strumento che è sicuramente importante e che in Italia ha fatto molta fatica a prendere piede e sta facendo forse ancora fatica, sia invece una reazione secondo me non corretta, non giusta. L'alternanza scuola-lavoro, è stato detto prima dal dirigente scolastico, è un'opportunità educativa. Visto dalle aziende è uno dei pochi momenti in cui concreti il mondo delle imprese e il mondo della scuola si incrociano in maniera concreta, si incrociano in maniera reale, e se l'incrocio tale deve essere, è chiaro che le persone, i ragazzi che vengono ospitati nelle scuole devono finire all'interno dei percorsi lavorativi, non può essere una cosa di plastica o non possono essere messi in un luogo separato, devono vivere la vita dell'azienda. Questo non vuol dire che non debbano essere applicate le regole di sicurezza con magari attenzione maggiore, anche perché spesso sono minorenni, in questo caso non lo era, ma regole che peraltro sono comunque già previste per tutti i lavoratori e che non possono essere
una parte della discussione sull'alternanza, sullo strumento. Dobbiamo capire se lo strumento ha un senso per i ragazzi e per le imprese, e secondo me lo ha per entrambi, senza dimenticare che poi, dal punto di vista concreto, soprattutto quando si parla dei percorsi duali come quello degli istituti professionali e come quello in occasione della quale purtroppo è successo questo gravissimo infortunio, stiamo parlando di una delle modalità che maggiormente facilitano l'accesso dei ragazzi, perché quando dopo un periodo così lungo, tutto sommato, di presenza di un ragazzo nella tua azienda, se le cose vanno bene, se al ragazzo piace il tipo di attività che fa e all'impresa si trova bene, spesso sfocia in un lavoro, quindi che è poi il risultato vero a cui dovrebbero tendere questi strumenti. Ma anche quando anche questo non succedesse, rimane soprattutto per il ragazzo un impatto col mondo del lavoro che se no viene ritardato a un momento che solo nel nostro paese è così in là negli anni. Le esperienze del lavoro duale comunque sono quelle che noi sempre abbiamo invidiato al mondo tedesco, al mondo francese, quindi è uno strumento che ci avvicina a questi mondi che noi riteniamo virtuosi. Quindi se la risposta è tutto da rifare, tutto sbagliato, la mia risposta è nettamente no. Certo che bisognerà capire anche bene che cosa è successo nello specifico, ma non credo che sia di nostra competenza, e dobbiamo continuare a spingere, visto dal lato imprese, con forza e attenzione sul problema della sicurezza, sul problema di un tutoraggio che deve essere reale, effettivo, vero, qualificato. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, la morte drammatica, la tragedia che abbiamo vissuto qualche giorno fa, la morte dopo un infortunio in azienda di Lorenzo di 18 anni, diventa per noi un'occasione per riflettere su non semplicemente uno strumento, ma più in generale un rapporto, una relazione, quella tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. L'abbiamo detto in apertura, non vogliamo mancare di rispetto a nessuno in questo momento, soprattutto al dolore di chi è più vicino a Lorenzo. Su questa vicenda abbiamo sentito l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Alessia Rosolen, che dice che questa tragedia non assolve nessuno, però appunto difende l'alternanza scuola-lavoro, difende questo rapporto, questo ponte tra mondo della scuola e mondo del lavoro. E ci aiuta poi insomma anche a capire, a fare un po' di chiarezza rispetto alla confusione che è stata fatta anche in questi giorni tra stage, tirocinio, alternanza scuola-lavoro, formazione professionale. Sentiamo allora l'intervista ad Alessia Rosolen raccolta dal nostro Andrea Pierini. È una tragedia che ha colpito tutti, che non assolve nessuno, l'ho detto ho avuto modo di dirlo più volte in questi giorni. Parti datoriali, enti di formazione, istituzioni scolastiche, parti sociali, sono tutti inseriti all'interno dello stesso contesto. Tutti quanti abbiamo il dovere della verifica, del controllo, della verifica della serietà e di tutto il tema legato alla sicurezza nel mondo del lavoro. In questo caso è ovvio che la discussione che si è sviluppata è nata da presupposti sbagliati che hanno messo insieme diversi tipi di percorsi di formazione all'interno dello stesso tema che è quello dell'educazione dei ragazzi. È importante tenere distinte le cose perché avvengono con meccanismi molto diversi i PCTO rispetto a quella che è la formazione duale e lo stage all'interno delle aziende della formazione professionale. I PCTO sono molto più contenuti nel tempo e sono legati al sistema scolastico, al singolo istituto e al percorso che un ragazzo svolge. Nel caso degli enti di formazione, invece, quindi tutti i percorsi professionali e duali sono legati in maniera molto importante
a tutti i temi della sicurezza sul lavoro, sono legati alla responsabilità che l'ente di formazione si assume nel percorso di formazione del ragazzo all'interno, quindi a scuola, e all'esterno, quindi in azienda, e della responsabilità che le aziende si assumono. Il fatto gravissimo che è avvenuto ci riporta e ci deve portare sul tema legato alla sicurezza sul lavoro e non ci deve portare invece a una regressione rispetto a quello che è la capacità che noi possiamo dare ai giovani di entrare all'interno del mondo del lavoro ancora più preparati e più formati su quelle che sono le nuove competenze e le nuove tecnologie. Ma in questo caso non si tratta di mancanza di elementi conoscitivi da parte del ragazzo e non si tratta in alcun modo di mettere in discussione un modello che in questa regione funziona sicuramente da più di 40 anni, funziona bene, ma funziona perché garantisce a chi ha l'intelligenza nelle mani, ed è una bellissima frase di Don Bosco, di entrare immediatamente a contatto col mondo del lavoro. Riparto da Carletti riprendendo un concetto espresso dall'assessore regionale. Dobbiamo sicuramente metterci tutti a riflettere, a fare qualcosa di concreto, a concentrare la nostra attenzione sul tema della sicurezza che è fondamentale, ma dice in estrema sintesi non buttiamo via insomma quello che abbiamo fatto. Sono due piani, due discorsi diversi. E indubbiamente parliamo di un contesto dove la sicurezza deve essere uno dei piloni portanti dell'esperienza. Innanzitutto diciamo che è un'esperienza educativa, è un'esperienza di formazione educativa e anche di formazione della personalità dello studente, della studentessa, che entrano in un contesto che non conoscono. Per fare questo attualmente è obbligatorio un certo numero di ore di formazione che vengono svolte regolarmente nelle scuole superiori a partire dal terzo anno e vengono interpretate a seconda del settore tecnico a cui è applicato studente o studentessa e quindi non sono uguali o proprio uguali per tutti. C'è una parte generale di cultura della sicurezza e c'è poi una parte specifica che riguarda i diversi settori di applicazione. Quando lo studente entra in azienda, spesso, non necessariamente sempre, ma spesso è portato a fare ancora un'esperienza di corso di formazione sulla sicurezza interna dell'azienda che evidentemente vuole testare, vuole rassicurare che la propria gestione del tirocinio o del tirocinante è una gestione lungimirante. Lungimirante vuol dire che tutela assolutamente la salute del ragazzo e la sicurezza del ragazzo. Le figure di contorno fanno parte del sistema di sicurezza e sono il tutor scolastico e il tutor aziendale. La scuola prende contatto con le aziende, interviene nel merito dei percorsi da sviluppare, ma poi di fatto lascia all'azienda il problema dell'inserimento in che reparto, in quale contesto produttivo o in quale contesto organizzativo i ragazzi poi vengono inseriti. Naturalmente questo deve basarsi sulla convenzione, sulla reciproca fiducia tra scuola e azienda che viene sancito in un documento scritto. A questo poi si accompagna per ogni singolo ragazzo un progetto formativo nel quale si danno le assicurazioni anche in campo sicurezza. Dove è migliorabile il sistema? Senz'altro col passare degli anni il sistema di sicurezza ha assunto le caratteristiche di un'operazione rutinaria e questo è molto pericoloso perché non ci si deve abituare a fare tutto quello che riguarda la sicurezza come un adempimento di ordine burocratico, ma bisogna entrare nel merito e fare soprattutto avere la sicurezza che i ragazzi hanno la comprensione di cos'è un sistema di sicurezza e quindi non è mai finita. Non è mai finito il percorso
interno alla scuola, non sarà mai finito per tutta la vita professionale del ragazzo diventato lavoratore, non sarà mai finita poi il perseguimento di questi scopi di sicurezza personale. Ecco, nella scuola oggi siamo in una via di mezzo perché i settori sono differenti, alcuni sono poco conosciuti, vi dico per esempio che l'automazione, vi dico per esempio le telecomunicazioni, ecco, hanno aspetti della sicurezza che non sono facilmente individuabili e ordinari, a differenza che della meccanica o a differenza della chimica dove il rischio è molto più evidente, molto più individuabile. Ecco, Prego. Prego. Volevo andare un attimo da Gargiulo, perché diceva prima è arrivato il momento di fare un attimo il punto della situazione, capire che percorso abbiamo fatto fin qui, sostanzialmente cosa ha funzionato, immagino, e che cosa meno. Ecco, da questo punto di vista la sua analisi qual è? Allora, fermo restando alcuni punti fermi, li posso dichiarare, quindi fermo restando lo scenario delineato dall'assessore Losolen, che condivido, ha fatto una precisa distinzione fra quelli che sono i percorsi duali dalla PCTO, e andava fatta questa distinzione, e fermo restando anche la riconosciuta validità, la complementarietà di quella che una volta si chiamava la scuola altrove. No, questa è una definizione che risale agli anni 70. Mettiamo dentro da parte sindacale l'esperienza della scuola delle 150 ore, cioè dico queste cose per sgombrare il campo da qualche dubbio che può esserci su un posizionamento sindacale che a prescindere e pregiudizialmente si collocasse contro questo strumento, cosa che non è, perché andremo contro la nostra stessa esperienza statutaria. Il punto è un altro, perché il dottor Carletti ha ben illustrato la catena, no? Il percorso, i centri di responsabilità che conducono, e quindi evidentemente sto parlando del PCTO, e non è un caso che parlo di quello perché evidentemente, in base alla nostra esperienza, è quello più debole da questo punto di vista. Più debole perché nel tempo non si sono manifestate tutte le condizioni. Faccio un esempio. Tutor della scuola. Chi è? Quali requisiti professionali ha? Come viene individuato? Quale percorso l'amministrazione scolastica mette a disposizione di questi insegnanti che intendono evidentemente dare il loro contributo in una logica di condivisione, no? Ho detto, degli obiettivi trasversali. Qui c'è molto da fare. 1. 2. Cosa accade nel versante dell'azienda dal punto di vista formativo del tutor aziendale? Poi diciamo anche qualche numero, perché non dicono tutto, ma qualche volta un'idea la danno. Il PCTO coinvolge qualcosa come circa 1 milione di studenti e studentesse, migliaia e migliaia di istituzioni scolastiche autonome che lavorano in contesti territoriali sociali su ordinamenti diversi, perché evidentemente dalla legge 107 in poi, che noi abbiamo fortemente avversato e criticato proprio in questo aspetto, sarà una cosa diversa un PCTO di un liceo rispetto a un PCTO di un istituto professionale? Dobbiamo anche aggiungere che ci sono evidentemente per propria struttura imprenditoriale, per segmento produttivo di appartenenza, ci saranno delle aziende fortemente orientate all'innovazione, no? Allo sviluppo, eccetera, e ce ne sono altre che assolutamente sono ferme, hanno trovato un giusto equilibrio che le colloca in una certa posizione di mercato, di know-how, eccetera, eccetera, e noi come scuole, devo dire, purtroppo mandiamo indistintamente i nostri allievi. Spesso potrei citare anche un'altra cosa, visto che
vado con i ricordi al 1989-1990 perché di quello mi occupavo, quando l'alternanza scuola-lavoro non esisteva, non era nelle carte, l'abbiamo voluta noi come collegio docenti, come scuola. Questo lo significo nuovamente perché non ci siano dubbi. Bene, fino agli anni, perché parliamo anche di mezzi che non sono messi a disposizione delle istituzioni scolastiche, vogliamo parlare di finanziamenti. L'alternanza scuola-lavoro ab origine, legge 107, veniva finanziata con 100 milioni. È andata avanti così per 2 anni, poi sono diventati 89 nel 2018, sono diventati 42 dal 2019, quando, ecco, allora di cosa stiamo parlando? Ai miei tempi, ad esempio, era possibile per i tutor scolastici recarsi fisicamente sui luoghi di lavoro, mentre lo studente era in formazione presso l'azienda. Questo non è più possibile farlo. Allora una domanda proprio terra-terra. Ci possono essere queste condizioni minime accettabili per poter garantire quegli adeguati livelli di sicurezza a cui tutti evidentemente siamo interessati a realizzare? E direi proprio di no. Quindi noi diciamo fermiamoci un attimo, non possiamo andare avanti ad oltranza, pur in presenza di obiettivi condivisi, ma che corrono il rischio poi di astrarsi troppo dal contesto operativo quotidiano in cui noi lasciamo i ragazzi. Aggiungo solo in ultimo che è un aspetto importante secondo me. La motivazione dei ragazzi va sondata. La legge 107 ha introdotto un aspetto pericoloso secondo noi, cioè la resa obbligatoria. Mi fermo. Ecco, poi adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi vedremo un attimino nel dettaglio quali sono anche le caratteristiche, perché abbiamo usato questo PCTO, questa espressione, magari cerchiamo di chiarire meglio questo concetto anche per i non addetti ai lavori, per far capire appunto di che strumento esattamente stiamo parlando. Andiamo in pubblicità tra poco. Riprendiamo la nostra riflessione, vado subito da Petrucco. Insomma, abbiamo sentito la posizione di Gargiulo che ha detto in premessa: non si dica che siamo contro l'alternanza scuola-lavoro, anzi è esattamente il contrario, però ecco, ci sono delle questioni sulle quali è necessario tornare. Ecco, dell'analisi che ha fatto Gargiulo, che cosa mi dice Petrucco? Temo di non condividerne l'impostazione generale, perché è molto italico poi questo, siamo favorevoli però. Secondo me o si è favorevoli o non lo si è. In questo caso secondo me non riesco a capire come si faccia a non essere favorevole. Ci sono alcune cose che sono evidentemente poco realizzabili, perché se abbiamo detto che c'è 1 milione di ragazzi che sono coinvolti, non potremo avere 1 milione di tutor che vadano puntualmente a vedere cosa fanno i ragazzi, quindi è evidente che c'è qualcosa che non torna. Poi anche la mia personale esperienza di questi percorsi, dei ragazzi che ho ospitato, ma non solo, anche come genitore di figli che ha fatto questi percorsi all'esterno, è un'esperienza positiva, perché è un percorso che si è cercato di capire, che la stessa scuola ha cercato di capire alle imprese come declinarlo, perché siamo partiti da un giorno all'altro, ricordo benissimo, più da genitori che da imprenditori, qui come ci siamo trovati di fronte a questo strumento obbligatorio, quindi che ha costretto tutti a farlo, però anche questo è vero che ha forse degli elementi di criticità, però secondo me è importante, perché se non lo rendiamo, noi dobbiamo far sì che i ragazzi vadano a fare queste esperienze. Peraltro il modo in cui vengono declinate le alternanze scuola-lavoro non c'è solo il percorso strettamente scolastico, è fatto anche condito da altre esperienze che i ragazzi possono fare nel corso del loro curriculum diversamente articolato, quindi è anche una cosa più varia, più ampia e che dà loro molte possibilità e opportunità di affrontare e di conoscere mondi che non conoscevano. Ma mi limito a parlare di quelli che vengono in azienda. Anche il tema che è stato molto dibattuto, i ragazzi del liceo, cosa li portiamo, cosa viene a fare uno del liceo classico in un'industria metalmeccanica o un'impresa di costruzione. Ecco, credo che anche questo tipo di impostazioni siano di retroguardia, perché non è tanto importante per i ragazzi
sto parlando qui dell'alternanza, non del percorso duale, che è qualcosa di molto più legato al loro percorso professionalizzante e quindi ha un altro senso. Ma qui noi stiamo parlando di consentire ai ragazzi di percepire che cos'è il mondo del lavoro, come ci si relaziona, in qualche maniera. È chiaro che con quelle ore lì non si costruiscono le soft skills famose che noi diciamo essere necessarie per avere un impatto, un futuro nel mondo del lavoro, però cominciano ad annusarle, cominciano a capire come sono i rapporti. Poi le aziende non è che siano obbligate ad ospitare, quindi una certa qual forma di selezione indotta dal fatto che uno deve candidarsi c'è, perché nessuna azienda ha lo fa perché pensa di avere manodopera gratis. Questa mi sembra veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra, non lo sta nei numeri, perché un operaio lavora 1700 ore all'anno, 1750, e la media di un percorso di alternanza scuola-lavoro è 50, quindi vorrebbe dire che non sappiamo neanche fare i conti, perché non è certo questo lo strumento per avere. E invece per le aziende che decidono di farlo è un'opportunità di solito vista per innescare un rapporto con una certa scuola, per esempio il Malignani. Qui abbiamo un rappresentante del Malignani che notoriamente è una scuola molto importante per il tessuto produttivo della nostra provincia. Poter ospitare i ragazzi del Malignani è visto dalle imprese, in quel caso lì, come un'opportunità per poter forse un domani conoscere e contattare qualcuno. Nel caso dei licei è diverso, lo fai con un altro scopo, ma penso che sia altrettanto importante. Quindi io vorrei dire che non dobbiamo, siamo purtroppo a fare questa discussione partendo da un episodio tragico e che ti fa venire 1000 dubbi, perché insomma quando succede una cosa del genere è troppo più grande di noi. Ma se lo potessimo togliere, fare questo divario, nuclearlo da questo specifico momento che è successo così tragico, io penso che dobbiamo dare una valutazione complessiva. Complessivamente è uno strumento che ha cominciato a dare un segnale al mondo della scuola e al mondo delle aziende che devono collaborare, che devono conoscersi. È uno strumento che ha conosciuto, che ha permesso ai ragazzi di in qualche maniera andare ad affrontare che cos'è un luogo di lavoro. Questi fondamenti secondo me ci sono. Poi ci sono tutte le difficoltà che sono state giustamente citate dal signor Gargiulo, ma il senso, dobbiamo essere d'accordo se il senso ci convince di questa cosa. Allora, due parole su questo PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Allora, questi sono percorsi che vengono fatti nei 3 anni conclusivi del percorso della scuola secondaria di secondo grado. L'obiettivo qual è? Quello di integrare l'apprendimento in aula a scuola con quella che è appunto l'esperienza lavorativa. L'obiettivo, come dice insomma il nome stesso di questo percorso, è quello di sviluppare competenze trasversali. Sono previste durate diverse di questi percorsi a seconda appunto che si tratti di licei, di istituti tecnici e di istituti professionali. Alternanza scuola-lavoro, lo ricordiamo ancora una volta, che non c'entra con l'episodio, con la tragedia che in qualche maniera ci ha portato ad affrontare questo tema, perché, ripetiamolo ancora una volta, in quel caso appunto si tratta di un centro di formazione professionale, è un percorso diverso. Dicevamo, questa tragedia ha aperto diversi temi di discussione, ci sono state anche delle prese di posizione molto forti, anche da parte, qui vado da Carletti, poi sentirò anche Gargiulo su questo, anche da parte di gruppi di studenti. Ci sono state delle mobilitazioni anche proprio a ridosso della tragedia che si è verificata, e alcuni gruppi di studenti hanno detto esattamente quello che ricordava prima Petrucco. Questi sono strumenti che di fatto consentono alle aziende di avere lavoratori senza pagarli. Questa insomma è una delle cose che è stata detta. Ci mandano a lavorare in condizioni in cui insomma gli stessi lavoratori muoiono. Sono state usate espressioni molto forti da questo punto di vista anche dagli stessi studenti. Poi tra l'altro andremo a sentire anche
alcuni studenti che questi percorsi li hanno fatti. Visto che parliamo di studenti, Carletti, come vivono loro? Perché diciamo, qualcuno si sente magari è sbagliato, diceva Gargiulo, non sono d'accordo, diceva Gargiulo, rispetto al fatto che questi percorsi siano obbligatori. Quanto sono un'opportunità questi strumenti per i ragazzi, e se non ci fossero, facciamo il paradosso, si decide che no, è tutto da buttare via, l'ipotesi che abbiamo escluso all'inizio, ma se questi percorsi non ci fossero, ne risentirebbero gli studenti e anche le aziende del territorio? Mi lasci in premessa dire una particolare situazione che abbiamo vissuto negli anni passati. Siamo passati da una nomenclatura che era alternanza scuola-lavoro, semplice e comprensibile per tutti, ad un enigma linguistico come PCTO, un acronimo veramente sfortunato, veramente da pensatore burocrata e da mondo del futuro, che evidentemente non dice nulla, non si capisce cosa vuol dire percorsi per l'orientamento trasversale, per le competenze trasversali per l'orientamento. Ci vuole una decodifica che è tipica del mondo della scuola, ma un genitore capisce molto poco cosa significa. Bene, questo passaggio è stato dovuto al fatto che qualche grande pensatore italico ha detto che la parola lavoro nella dizione alternanza scuola-lavoro rappresentava uno sfruttamento degli studenti per un utilizzo in produzione, in fabbrica, e questo è stato ripreso dai gruppi giovanili in un modo anche molto forte, molto violento. Io sabato scorso ero a Roma e ho assistito, ho preso cognizione che questi studenti protestavano per la morte dello studente friulano e dicevano delle cose che non stavano in cielo in terra, almeno nel nostro ambiente. Cioè noi non abbiamo mai saputo di un ragazzo che è stato sfruttato sul lavoro per sostituire un operaio, un tecnico. Questo io credo che vada detto. Se poi in altre zone d'Italia, di cui non mi voglio fare assolutamente, non voglio negarlo assolutamente, ci sono anche episodi di sfruttamento, sarà necessario che qualcuno, evidentemente a livello di ispettori, facciano il loro controllo se viene denunciato qualcosa del genere. Gli studenti da noi sono degli studenti che sono cresciuti in una scuola che aveva già l'alternanza scuola-lavoro. Adesso chi è in quinta ha vissuto, almeno al Malignani, ma anche nelle scuole che abbiamo condiviso con Gargiulo, che è un professore anche lui, anche se qua in un'altra veste, è una scuola dove loro sono arrivati con la speranza di entrare in azienda e quindi con la speranza di poter accedere al mondo del lavoro attraverso questo percorso in aziende prestigiose, i cui nomi insomma loro se li scambiano rapidamente. Devo anche dire che quando c'è il momento di scegliere in classe terza l'azienda, loro anche fanno un po', entrano in competizione per entrare nelle aziende più interessanti per loro, a volte anche le più vicino a casa, ma insomma diventa un'espressione per cui la loro frequenza scolastica cambia rapidamente di ritmo e di prospettiva. Quindi io credo che gli studenti che hanno fatto delle esperienze di alternanza scuola-lavoro in maniera positiva ne abbiano tratto senz'altro un buon conto. Le aziende che hanno ospitato studenti di questo tipo hanno la possibilità di osservare non soltanto i potenziali tecnici del domani, ma soprattutto una generazione che sta cambiando rapidamente caratteristiche e che non ha più il compito di andare a lavorare, ma di andare a fare un lavoro interessante e quindi di appassionarsi alle cose a cui si applica. Allora, adesso ci fermiamo per la pubblicità. Andremo a sentire Gargiulo che vedevo non convintissimo su alcuni passaggi. Sentiremo Gargiulo, ma poi, anzi, prima di sentire Gargiulo, andremo a sentire i ragazzi che hanno fatto questo tipo di percorso e entreremo anche in un'azienda che ha una corporate school, come si suol dire, insomma, che si occupa in casa di formazione. Poi, Gargiulo, riprendiamo anche i punti rispetto ai quali ha manifestato un po' di perplessità. Tra poco.
Allora, eccoci rientrati in studio, l'avevamo annunciato prima della pubblicità, andiamo a sentire un po', insomma, anche gli studenti. Il nostro Fabio Di Bernardo è andato allo Stringer di Udine, sentendo, insomma, sia dirigente scolastico che studenti. Sentiamo allora le impressioni raccolte. Il nostro istituto è un istituto professionale per l'enogastronomia alberghiera, l'accoglienza turistica e per i servizi commerciali, quindi per i ragazzi è di fondamentale importanza seguire dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per poter fare esperienze e farsi anche conoscere dai ristoratori o delle aziende del luogo. Per la maggior parte dei casi le esperienze sono veramente positive, i ragazzi sono entusiasti, quindi non vedono l'ora di andare in alternanza. E ho svolto l'alternanza scuola-lavoro presso l'Hotel La Palmanova. E diciamo all'inizio ho fatto tantissimo servizio colazioni. Mentre poi siamo andati anche a fare check-in, check-out, mentre proprio alla fine dello stage abbiamo fatto fatture e controllo della documentazione nelle varie camere. Nell'hotel ho fatto anche vari eventi e quindi si può, ecco, può chiamarmi per fare eventi o anche per organizzare, per fare l'organizzazione dell'hotel. Facendo lo stage hai modo di capire quello che farai durante il lavoro e quello che sarà effettivamente il tuo lavoro. Io, essendo reception, mi sono sentita, diciamo, come un punto di riferimento per il cliente. Ho avuto la possibilità di svolgere 2 stage nell'arco dei 5 anni. Ho avuto delle difficoltà nello stage e soprattutto nel primo, e il mio docente di riferimento, la scuola è intervenuta subito in mio aiuto e abbiamo risolto in pochissimo tempo. Nell'ultima settimana di stage ho avuto la possibilità di preparare da sola tutti gli antipasti del menù e quindi di lavorare in autonomia, ovviamente sempre sotto la sorveglianza del mio tutor. Sono in quinta C commerciale, ho fatto alternanza scuola-lavoro nel periodo di dicembre, lavoravo prettamente la mattina, svolgevo lavoro ovviamente d'ufficio, amministrazione, mi occupavo di rispondere alle email, inviarle, fare fatture. Sicuramente il percorso di alternanza scuola-lavoro ti dà tanto e non deve essere sottovalutato, soprattutto dalle classi che pensano che non sia importante, che non ti insegni niente, ma perché ti dà molto di più e ti fa capire cos'è il lavoro che potresti andare a fare in futuro. Io frequento la quinta B di Sala Vendita e appunto quest'anno mi diplomo. Ho fatto lo stage a ottobre in un ristorante molto rinomato qui a Udine. Sono veramente rimasta molto contenta perché ho avuto la possibilità, diciamo, di mettere in pratica quello che mi hanno insegnato alla fine a scuola. Finito dello stage mi hanno chiesto la disponibilità sia per i weekend che per le vacanze natalizie e mi hanno detto che avrò un contratto pronto sia alla fine della scuola. Gargiulo, allora riparto da lei, conosce la scuola? Direi di sì, 21 anni di servizio in quell'istituto. Allora, partiamo proprio da quello che ci stanno dicendo adesso i ragazzi, anche perché insomma abbiamo parlato fino adesso di alternanza scuola-lavoro, in questi giorni se ne è parlato immaginando quasi esclusivamente che i ragazzi vadano in fabbrica, c'è una gamma di possibilità davvero molto ampia. Non ci si deve limitare semplicemente a quello e abbiamo raccolto insomma alcune esperienze. Poi ovviamente non tutti gli studenti vivranno questa possibilità, questo percorso allo stesso modo, ma insomma questo credo stia nella normalità delle cose. Però ecco, alcuni aspetti sono venuti fuori perché sentirsi importanti da studente in un luogo di lavoro, capire esattamente se quello è il percorso giusto intrapreso, iniziare a entrare in quelle dinamiche che si possono capire solo quando si è sul luogo di lavoro, difficilmente, per quanto bravi possano essere gli insegnanti in un banco, ecco, sono alcune delle cose che sono emerse. Ma allora, innanzitutto è sempre bello, interessante dare voce agli studenti e alle studentesse. È sempre un momento di apprendimento. E gli stessi studenti che anche qui a Udine venerdì faranno un presidio in piazza Primo Maggio su questi temi, noi abbiamo letto un comunicato stampa i cui toni ci sembrano, diciamo, non orientati a una... e noi ci saremo,
anche rispetto a quello che ho detto a inizio trasmissione, il livello di impegno per un'organizzazione sindacale come la nostra è a tutto tondo e quindi laddove c'è discussione, laddove c'è confronto e soprattutto ci sono gli studenti e le studentesse, noi sentiamo la necessità, che non è una necessità, è un nostro modus operandi di esserci. Lei ha storto il naso prima quando è venuto fuori il discorso sullo sfruttamento, sulle aziende che sfruttano gli studenti. Sì, perché, ripeto, mi sono anche un po' emozionato ascoltando quei ragazzi in particolare, perché quello è il settore mio di provenienza, che è quello della ristorazione, del turismo e dell'ospitalità. Allora io qui ho maturato le mie esperienze e purtroppo, lo dico con rammarico e dolore, ma io mi sono imbattuto negli anni anche in palesi situazioni di sfruttamento, al punto tale che ho dovuto, perché ripeto, allora si facevano le visite aziendali e quindi quando io mettevo piede in un reparto e mi accorgevo palesemente che quel capo reparto non era attorniato da professionisti del suo organigramma aziendale, ma che era contorniato da 4, 5, 6 studenti provenienti da istituti diversi, beh, voi capite che lì la situazione è talmente palese. Ricordo un'occasione in particolare in un albergo di grande catena e quindi per quello dico che il rischio c'è nel piccolo come nel grande, in una azienda di una catena alberghiera famosa, mondiale, eccetera. Io ho preso i ragazzi e ho detto: ragazzi, andate in camera, fate i bagagli e ce ne torniamo a casa. Quindi queste cose le abbiamo verificate. Oppure qualcuno ci manifestava, ripeto, interessi per certi periodi sì e certi periodi no, ma non in funzione della formazione dello studente, ma in funzione dei picchi produttivi di quell'azienda. Allora voi capite che il problema c'è, quindi un problema di senso, come diceva il dottor Petrucco, c'è un problema di senso che prende forma anche nel nostro territorio, magari in maniera non diffusa, ma perché, ripeto, a monte gli istituti sono in condizione di oggettiva debolezza organizzativa. Vedete, quei laboratori dove lavoravano i ragazzi, in quegli istituti, che innanzitutto negli anni hanno rappresentato un dinamismo misconosciuto negli istituti professionali, a torto quell'ordinamento è sempre stato deprezzato e messo magari in una dicotomia, no? Per cui l'apprendistato, i contenuti del lavoro servivano a quel profilo di studente, non particolarmente. Ecco, allora volevo dire questo, c'è anche un obiettivo politico che, voglio dire, ha prodotto quel tipo di alternanza scuola-lavoro. Esempio, le ore di laboratorio sono state dimezzate negli anni. Perché? Perché i laboratori costano evidentemente. Io ricordo di aver partecipato a un incontro di livello alto in Ministero, era il 1994, il direttore dell'istruzione professionale ci avvisò di questo: la finirete di cucinare le frittate di zucchine a spese dei contribuenti, ci penserà le mense di Pellegrini, che tutti ricordiamo essere un meritevole imprenditore del settore di Milano. È nata anche così, queste cose dobbiamo dirle, e non per creare asperità, ma perché ci mettono in condizioni, in una fase tragica come questa, di trarne le opportune conseguenze. Allora, togliere l'obbligatorietà vuol dire innanzitutto, ovviamente a risorse immutate, consente di fare meglio le cose, consente di lavorare bene sulle motivazioni degli allievi, perché la sicurezza, io penso, sia anche un po' proporzionale alla motivazione dell'allievo quando va in azienda, questo va detto, cosa che invece non tengo in considerazione quando la rendo obbligatoria per tutti. Allora, questo ecco, sì, anche l'approccio della scuola, l'approccio dello studente è un aspetto. Odiamo qui le generalizzazioni, certo. Sicuramente ci sarà qualcuno che se ne approfitta, non possiamo pensare che non ci sia nemmeno un'azienda che in qualche maniera non quindi abbia il però proprio è giustificato, voglio dire, il però ci sta. Però c'è anche un altro aspetto, sì, che è quello dell'investimento che l'azienda fa quando apre le porte e accoglie uno studente, perché magari ci sarà l'azienda che chiede di avere gli studenti in alternanza scuola-lavoro a Natale quando i dipendenti sono in ferie, ma immagino che siano tante anche le aziende che dicono no, in quel periodo meglio non di no, perché non saremo in grado di offrire delle garanzie. Allora, volevo sentire Petrucco perché abbiamo veramente i minuti contati. Ecco, l'investimento che fa l'azienda quando accoglie uno studente che sì, è vero, potrebbe fermarsi in quell'azienda, ma in realtà viene poi preparato anche per tornare a scuola e magari andare a lavorare altrove. Allora, io penso che non tutti gli imprenditori siano questi cani che vogliamo discutere, di cui sembra che parliamo. C'è anche il piacere e l'entusiasmo di vedere
quello che si fa. Del resto credo che noi avevamo parlato, ma la cosa più significativa sono state le testimonianze dei 3 o 4 ragazzi, che sono genuine, spontanee, che fanno vedere senza nessun tipo di problema l'entusiasmo con cui si sono lanciati in questa cosa, e stavano facendo dei lavori, tornando a quello dello sfruttamento, perché uno era a fare le camere, quell'altro era felicissima di aver fatto gli antipasti da sola. Quindi in una logica distorta stiamo dicendo che quel ristoratore è un furbone perché ha fatto fare gli antipasti da sola a questa. Non è questa l'interpretazione che dobbiamo dare alla cosa, e per fortuna i ragazzi, che sono molto più vispi e bravi di noi, lo percepiscono. Spero prima o poi che se estendessimo questa inchiesta magari troviamo anche qualche risposta di natura diversa, ed è interessante. Però secondo me, per quella che è stata anche la mia esperienza personale di ragazzi che sono venuti da noi, è nettamente prevalente l'entusiasmo. L'obbligatorietà o meno, secondo me è importante, come era, se ben ricordo, nella prima fase, il fatto che i percorsi di alternanza scuola-lavoro fossero parte curricolare e valutata, cosa che mi sembra hanno un po' edulcorato nell'ultimo periodo, se ricordo bene questa tecnicalità. Questa mi sembra un problema invece rilevante, non renderlo obbligatorio. È proprio il contrario, renderlo per i ragazzi il più importante possibile, deve far parte del loro curriculum, deve entrare in quello perché è un'esperienza molto formativa e molto importante per loro, e questo può contribuire a farla prendere in maniera seria. Ma mediamente i ragazzi, insisto, la prendono seriamente perché per loro è una cosa bella, è una cosa interessante, è naturalmente interessante. E possono esserci alcuni casi di cui io peraltro non sono a conoscenza e che non mi sembra la cosa, ma stiamo parlando di 1 milione di ragazzi, cioè come pensiamo che non ci siano? Ma non possiamo per quella cosa lì andare a dire, è nettamente prevalente l'altro aspetto, e da parte degli imprenditori c'è anche il piacere e delle persone che lavorano, perché sa, queste persone lavorano con dei nostri dipendenti, quindi al di là della volontà dell'imprenditore c'è anche il modo in cui le singole persone accolgono e collaborano con questi ragazzi. Poi mi viene anche Ma è da un dire mondo una positivo. cosa, che i ragazzi sono svegli, se vanno a fare un percorso di alternanza scuola-lavoro in un'azienda dove annusano che c'è qualcosa che non funziona, il passaparola con i compagni lo fanno, probabilmente poi altri non... Muore il filone. Ecco, quindi succede questo Gargiulo, senza negare che sicuramente ci siano poi, insomma... C'è un problema di diritto allo studio però. C'è anche un problema di diritto allo studio però sull'alternanza scuola-lavoro, perché le famiglie non sono supportate economicamente. Mi spiego meglio. Qualora io decidessi che per quell'allievo la migliore esperienza la debba fare a Milano, è la famiglia che si addossa le spese. Attenzione, c'è un gravissimo problema di diritto. Ma quante persone fanno la scuola-lavoro a Milano? Chiedo al dirigente Carletti, ma no, quella normale non è così. Vede, ma guardi, i settori, ovviamente con tutto il doveroso rispetto che Carletti sa, gli attesto sempre, ma guardi, nel mio settore ristorazione avevo il massimo interesse a collocare gli allievi nella migliore situazione, nella migliore posizione, e le confermo che io dalla Carnia mandavo i ragazzi in Toscana, in Veneto e in Lombardia, perché lì si valutava potessero fare delle esperienze che una volta tornati qui nel nostro Friuli li avrebbero fatti crescere adopero poi un termine della ristorazione, lievitare. Questo evidenzia un problema di diritto allo studio, ma anche un grandissimo spot per l'alternanza scuola-lavoro. Prego. No, ma guardate, il mio ruolo non è quello di demolire l'alternanza scuola-lavoro. Però va sfatata una credenza che l'alternanza scuola-lavoro sia un'esperienza di addestramento. Questo non è vero. La prima competenza che i ragazzi acquisiscono nell'alternanza scuola-lavoro è l'entrata nel mondo adulto con le proprie capacità, e quindi la capacità di rappresentarsi. La parte tecnica è la meno importante, sono d'accordo con lei. Benissimo, questo è importantissimo, e questo lo fanno tutti i ragazzi, quelli che hanno possibilità economiche e quelli che non ce l'hanno. Io ho avuto 2 anni in una scuola di ristorazione e so di cosa parla Gargiulo. I ragazzi di Tolmezzo andavano in Dolomite a fare, negli alberghi per gli sciatori, a fare il percorso. Ma certamente è una situazione particolare che va sostenuta anche con gli strumenti della scuola. Ricredo però che in sostanza quello che dobbiamo ricordarci oggi è che il sistema va migliorato, va senz'altro preso in considerazione il problema sicurezza che deve essere rinforzato negli studenti, va preso in considerazione il ruolo dei tutor scolastici e aziendali, andando per gli uni a dire che cos'è che devono fare, perché ci sono
tutor che vedono di 30 ragazzi e altri che vedono di un ragazzo solo. Questo è molto diverso. Poi bisogna vedere chi sono i tutor aziendali e chiedere che facciano anche loro una formazione per affrontare, ecco, ho paura che di fronte a una richiesta del genere molte aziende possano ritirarsi. Certo. Però questo il problema è del tema. sistema, deve essere del sistema. Allora, siamo arrivati un po' a conclusione, ci lasciamo con l'ultimo contributo che abbiamo realizzato, si diceva prima, della Corporate School. Siamo andati all'Officina Pittini per la formazione parlando con Michaela Di Giusto che si occupa appunto delle risorse umane per avere un'altra prospettiva. Ci lasciamo allora con questo contributo e alla fine dei conti siamo per rafforzare questo ponte tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Sicuramente servono degli aggiustamenti, sicuramente ci sono delle cose da migliorare e sicuramente è importante che si faccia un punto della situazione per portare le rispettive esperienze, però insomma prima era un salto nel vuoto, non c'era nulla, no, che accompagnava i ragazzi da una parte all'altra. Abbiamo costruito all'inizio dei ponti di fortuna, diciamo così, insomma adesso facciamo in modo che questa struttura sia una struttura portante, insomma solida, che sicuramente aiuta i ragazzi così come aiuta le imprese. Grazie ai nostri ospiti, grazie ai tecnici in regia, a voi che ci avete seguito da casa, vi lasciamo allora con il contributo che arriva dall'Officina Pittini per la formazione. Per il gruppo Pittini la formazione è una leva strategica, tant'è che dal 2003 viene fondata Officina Pittini per la formazione, che è la nostra corporate school. Le nostre attività formative sono rivolte sia a ragazzi che stanno frequentando gli istituti tecnici, quindi l'alternanza di fatto, sia a coloro che si sono appena diplomati. Abbiamo un progetto a loro dedicato che si chiama Steel Training e un progetto dedicato a neoingegneri, quindi Steel Engineer, che è appena nato, è nato l'anno scorso. Per quanto riguarda gli ITS, noi siamo fra i soci fondatori dell'ITS Malignani, quindi ci crediamo sin dalla nascita, sin da subito, e abbiamo delle relazioni di lunga data con tutti gli istituti tecnici del territorio. Ospitiamo ragazzi delle scuole superiori sin dal terzo anno, sono seguiti nella loro formazione in azienda da tutor che hanno seguito dei percorsi di formazione ad hoc proprio per permettere loro di trasferire le proprie competenze, non solo tecniche ma anche quelle trasversali. Ritengo che l'esperienza in azienda sia win-win sia per i ragazzi, per gli studenti che per l'azienda. È infatti un modo per conoscere l'ambiente lavorativo, per farsi conoscere e per sperimentare nei limiti delle attività che vengono svolte durante tali periodi. I ragazzi che vengono ospitati da noi durante il loro training on the job sono in un ambiente protetto, di fatto non operano direttamente in produzione e sono seguiti da dei tutor che sono specializzati proprio in questo genere di attività. Noi abbiamo un tasso di stabilizzazione elevatissimo, siamo oltre il 95%. Quindi è davvero fondamentale entrare in contatto con i ragazzi e poi stabilizzarli. La fase di selezione è fondamentale ancor più perché nel momento in cui li selezioniamo per venire da noi a percorrere questi percorsi di formazione lavoro, insomma, tendenzialmente poi vengono stabilizzati, come dicevo, oltre il 95%. Il progetto più importante che abbiamo al momento in partenza è Steel Engineer, quindi la seconda edizione. I ragazzi che stanno svolgendo al momento questo percorso stanno acquisendo notevoli competenze e saranno pronti fra 3 mesi a entrare a far parte in maniera più attiva del gruppo, considerato che comunque loro dal giorno 1 sono stati assunti a tempo indeterminato.